Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Ciao Antonino, buongiorno, te la linea. Ciao Sveva, buongiorno a te, buon lavoro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 5 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, lo avete sentito adesso dal nostro avviso prima della trasmissione, appunto. Fesso chi non lo legge, perché se non leggete radiolibertà.net vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin e molte altre cose interessanti. Radiolibertà.net. Allora, intanto apriamo i telefoni allo 0292947222. La puntata di oggi è una puntata che riprende un vecchio discorso che si è sempre fatto a proposito dell'Alfa Romeo. È una storia vecchia che affonda le sue radici nei lontani anni 90, già che ci siamo, e probabilmente questa strana idea potrebbe essersi concretizzata. Cioè, che cosa è successo questa settimana? Io ho qui clubalfa.it, bellissimo sito, molto preparato sul tema Alfa Romeo, devo dire la verità, li apprezzo molto e li saluto. Andrea Senatore scriveva il 2 luglio scorso, quindi pochi giorni fa, questa notizia: Alfa Romeo darà una mano a Maserati, Imparato conferma la notizia. L'intento potrebbe essere lo scambio di motori e piattaforme tra i due brand. Cosa ha detto Jean-Philippe Imparato? L'ex numero uno del Biscione, che adesso è stato anche incaricato di risollevare le sorti del marchio Maserati dal nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa, ha confermato che la casa milanese darà una mano ai cugini. Quindi che cosa succederà? Succederà che l'Alfa Romeo, a quanto pare, avrà una collaborazione con Maserati, anche se i dettagli, scrive ancora clubalfa.it, restano ancora poco chiari. L'intento potrebbe essere lo scambio di motori e piattaforme tra i due brand, magari influenzando anche rinvio e revisione della nuova Alfa Romeo Stelvio. Imparato ha smentito le voci di una possibile vendita di Maserati, sottolineando invece l'obiettivo di mantenere Modena come centro strategico per lo sviluppo del marchio. Per Maserati l'elettrico non rappresenta l'unica strada e servono pure motori tradizionali. Si ipotizza quindi una nuova sinergia tra Alfa Romeo e Maserati con un ritorno a una stretta collaborazione, ma al momento non sono stati forniti dettagli concreti. Tra l'altro queste sono dichiarazioni che Imparato ha reso agli Stati Generali dell'Energia di Forza Italia tenutisi alla Camera. E però Imparato ha anche messo in guardia l'Unione Europea in quell'occasione dicendo che se le cose non cambieranno non esclude la chiusura di qualche fabbrica. Al di là delle valutazioni politiche che si possono fare sulle dichiarazioni di Imparato, qui siamo al ritorno di un'idea che molti di voi ricorderanno, è un'idea che aveva preso forma nella seconda metà degli anni 90 più o meno. Si parlava a quel tempo del cosiddetto polo del lusso, il polo del lusso che avrebbe dovuto raggruppare in un ideale gradus ad Parnassus, cioè in un'ideale salita verso il paradiso dell'automobilista, Alfa Romeo, Maserati e poi Ferrari, perché se ci pensate, dove finiscono le Alfa Romeo più grandi, più potenti, cominciano le Maserati, dove finiscono le Maserati più potenti, cominciano poi le Ferrari, e fino ad arrivare appunto al top della potenza Ferrari, della tecnologia Ferrari. Tanto alla fine Alfa Romeo e Ferrari siamo cugini, quindi non vi fate problemi.
L'idea era appunto questa, cioè in questo avrebbe da un lato valorizzato e non poco anche i prodotti dell'Alfa Romeo e della Maserati, perché metterli insieme a Ferrari naturalmente avrebbe dato un'allure completamente diversa al prodotto Alfa Romeo e a quello Maserati. Avrebbe dato naturalmente dei marchi ben oltre il premium, perché appunto si sarebbe chiamato Polo del Lusso, e avrebbe messo questi tre marchi in condizione praticamente, non dico di dominare, ma comunque di avere un ruolo preponderante per quanto riguardava la competizione. Io immagino con marchi come ad esempio la Porsche, oppure marchi come diciamo la fascia molto alta della BMW o della Mercedes, o anche Maybach, che a quel tempo era ancora nei pensieri della Mercedes, poi si è concretizzato questo ritorno allo storico marchio Maybach negli anni 2000 e poi adesso non esiste più. L'idea quindi non era assolutamente male, io vi dico la verità, l'ho sempre trovata molto allettante. Adesso le cose sono... avevano subito una battuta d'arresto, perché poi nei primi anni 2000 quest'idea del polo del lusso era stata sonoramente bocciata da Luca Cordero di Montezemolo, il quale disse che non era il caso, che non ce n'era bisogno, non aveva senso, e qua e là, e cric e croc. Se non che io ho ancora qua in mano clubalfa.it e vi leggo appunto, questo è un pezzo di Ippolito Visconti del 1° agosto dell'anno scorso. È davvero il caso di pensare al polo di lusso con Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Non si fa peccato a ricordare l'idea di Marchionne, un unico riferimento tra lusso e prestazioni, combinando Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. E cosa scrive appunto clubalfa.it? Siamo davanti a tempi maturi per la creazione di un'idea che sembrava folle diversi anni fa e che oggi sembra quasi credibile visto l'andamento del mercato. Sono trascorsi quasi esattamente 10 anni dal 10 settembre del 2014, momento in cui il compianto manager Sergio Marchionne annunciava la creazione di un polo del lusso all'interno dell'ormai defunta FCA. Un progetto senza dubbio ambizioso, ma dedicato a un segmento e col supporto reciproco di 3 grandi case con grandi tradizioni nello sport e nella produzione di lusso. L'idea di Marchionne era quella di costituire un vero e proprio riferimento tra lusso e prestazioni, includendo Ferrari, Maserati e Alfa Romeo sotto un unico ombrello. Questa visione è tornata a farsi strada solo nell'ultimo anno, specialmente perché recentemente Stellantis ha fatto intendere di voler compiere una qualche operazione tutta da capire con un marchio importante come Maserati, anche insieme ad Alfa Romeo. Stellantis, tra dubbi e indiscrezioni, non ha escluso la possibilità di ottimizzare o gestire in modo diverso Maserati, date le vendite lontane dalla sufficienza. Siamo davanti alla secca smentita sulla vendita dello storico marchio italiano del lusso, ma ci si può aspettare davvero di tutto nei prossimi 6 mesi. Potrebbe essere Ferrari a dover supportare Maserati, che negli ultimi 2 anni ha visto un netto calo delle vendite, e successivamente Alfa Romeo, che a metà del 24 ha bisogno di un forte rilancio per ritrovare la sua antica gloria. A differenza di Maserati, scriveva ancora Club Alfa un anno fa, il futuro di Alfa Romeo appare più chiaro col lancio della nuova Stelvio previsto per il 25 e della Giulia nel 26. Poi in realtà sapete che la nuova Stelvio è stata posticipata. Tuttavia il futuro è molto incerto e dipenderà dalle vendite di questo 2024. Se il modello Junior conquisterà il mercato italiano, europeo, possibilmente americano, potrebbero arrivare presto altri modelli interessanti. In caso contrario si prospetta un mezzo dramma. Con Maserati e Alfa Romeo, che sono indubbiamente le case automobilistiche più vicine a Ferrari, si potrebbero aprire le porte per l'ipotesi stuzzicante del polo di lusso. Maserati rappresenta eleganza, classe, lusso, mentre Alfa Romeo incarna sportività e stile. Ferrari, da parte sua, sintetizza perfettamente entrambe da molti decenni, simbolo italiano nel mondo. Si può pensare che il ruolo di Alfa Romeo potrebbe essere ereditato da Lancia all'interno di Stellantis, col suo focus su prodotti premium, come dimostrato dal nuovo corso con la Y nelle future Gamma e Delta. Sono tanti i dati da osservare e quindi le conseguenze naturali che questi potrebbero portare nei piani del gruppo Stellantis. Allora, qua il discorso è che molto probabilmente si è cercata una soluzione mediana, per adesso mettere assieme
l'Alfa Romeo insieme con la Maserati. Del resto, che ci sia già stato uno scambio di motori tra Alfa Romeo e Maserati mi sembra abbastanza chiaro, visto e considerato che la nuova 33 stradale ha il famoso propulsore Nettuno sviluppato dalla Maserati e rivisto in casa Alfa Romeo, per cui voglio dire, non è la prima volta che questo è accaduto. Il motore Nettuno, che a sua volta è lo Step 2 del 2009 biturbo, che era stato previsto in origine per la Giulia Quadrifoglio. E allora è chiaro che nel momento in cui c'è già stato questo scambio, è vero, la 33 stradale, che è una supercar, non è, cioè, la nuova 33 stradale, che è una supercar, non è certamente un'automobile alla portata di tutti, non è soprattutto un'automobile da grandi numeri, però è la dimostrazione di quello che questi due marchi messi assieme con una sinergia possono fare. A sua volta, secondo me, per quello che mi riguarda, ci può essere certamente una Maserati che continua la produzione di vetture di lusso più tendenzialmente sulle berline, più tendenzialmente sulle auto di rappresentanza, per una certa, come potremmo dire, per una certa borghesia molto abbiente, un po' come era negli anni 60, un po' come era al tempo della prima quattro porte, tanto per capirci. Dall'altro lato, l'Alfa Romeo può continuare la produzione di vetture anche di rappresentanza, ma declinate ovviamente con uno stile molto sportivo. Lamentavamo qualche tempo fa, proprio in questa trasmissione, ma io l'avevo scritto anche su Italia Oggi, del fatto che era arrivato Re Carlo III in Italia e il presidente Mattarella gli aveva mandato come auto di servizio del Quirinale un Audi A8. Poi mi è stato spiegato che a quanto pare nei modelli attualmente in produzione del gruppo Stellantis o comunque nei modelli, diciamo, della passata generazione Stellantis non ci sarebbero state vetture facilmente corazzabili. Questo non lo so, non so se sia vero, non so fino a che punto sia vero. Però un polo del lusso del genere chiaramente potrebbe rappresentare, anche con prodotti appunto affidati di nuovo ai garage del Quirinale, un forte simbolo di italianità, un forte simbolo di Made in Italy e anche un forte simbolo di rilancio per questi due marchi. L'idea, per quanto mi riguarda, è un po' stentata, perché secondo me dovrebbe realizzarsi compiutamente questo polo del lusso, portando appunto di nuovo, d'altronde l'Alfa Romeo fino all'arrivo del presidentissimo Luraghi non produceva vetture di piccola cilindrata o vetture comunque accessibili alle tasche di tutti. Era un marchio che faceva automobili di lusso, automobili che al portello venivano costruite praticamente a mano, ognuna un pezzo unico. Era un marchio esclusivo. Allora, qui bisogna decidere che futuro dare all'Alfa Romeo. Se vogliamo un futuro che sia esclusivo, ben venga il polo del lusso e ben venga la qualità di un marchio che magari riduce i numeri, però tiene bene sull'usato, però può competere ad armi pari con degli avversari ben al di sopra della stessa BMW, che è da sempre l'avversario storico di Alfa Romeo. Se invece vogliamo un'azienda che venda 400.000 vetture all'anno, come pensava il buon Marchionne, pace all'anima sua, allora evidentemente le priorità e le scelte sono altre. Lancia che prende il posto di Alfa Romeo, francamente non lo so. Lancia era sportività elegante, Lancia era lusso all'italiana, ma non declinato come quello di Maserati, anche perché Lancia si basava sull'innovazione, si basava su concetti diversi. Lancia proponeva vetture a trazione anteriore quando tutti avevano la trazione posteriore, Lancia proponeva motori a V quando questa architettura era considerata quasi un esotismo, o il V stretto, pensate, della Fulvia, che
tanti successi poi ha colto anche nei rally e così via. Cioè, forse è chiaro che poi ci sono le economie di scala e di conseguenza c'è da fare pure una politica industriale, una politica che significa risparmiare, significa avere anche dei componenti il più possibile standardizzati. Quando sei un gruppo automobilistico è così, non puoi fare le cose eccessivamente differenziate. Però, il fatto che appunto Alfa Romeo e Maserati comincino a collaborare assieme è segno che questa idea del polo del lusso probabilmente nel giro di qualche anno potrà diventare realtà. Se diventerà realtà, ne beneficeranno sicuramente il prestigio sia di Alfa Romeo che di Maserati che di Ferrari, e diventeranno probabilmente, e soprattutto andranno verso una ricollocazione, pensiamo, più vicina alla loro storia, più vicina alla loro eredità. Se poi ci fosse anche un ritorno serio di Alfa Romeo e Maserati nelle principali competizioni, anzi nella principale competizione che è la Formula 1, questo non farebbe che bene al polo del lusso e non farebbe che aumentare ulteriormente il prestigio di una nuova realtà come questa. Vedremo. Ci sono molte opportunità sotto questo cielo, però questa collaborazione Alfa Maserati comincia a dire molto. Noi chiudiamo qui, ci ritroviamo il 12 luglio prossimo, altrimenti lunedì alle 18:05 trattabili con Zoom. Grazie per essere stati con noi, buon weekend e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il